You come here, ass fuck. Can your mind stand the shocking truth? Thrills, chills in MTV Trip. Anche l'orecchino potevi evitarlo, L'orecchino ce l'ho da quando ho 12 anni. Ah, si chiude il cerchio. Perché? Spiegato tutto. E perché? Cosa c'è? Io ho l'orecchino, E i capelli lunghi e l'orecchino. Tira con una spazzola Cosa vuol dire? Ma su, dai! Ma cosa vuol dire? Padre, se arriviamo... Andiamo in Germania. Vabbè. Perché in Germania c'è solo con l'orecchino. E non puoi girare così, su! Mettiti i tacchi. Sai che ci sei, Perché dovrei mettermi... Non so, fai l'orecchino, mettiti anche i tacchi. Trucchi un po', Ma che mi trucco? Un po' di rossetto e via sui viali! Ma che sui... Ah, cioè adesso c'è omosessuale e anche prostituta sono. E beh, evidentemente se devi accaparrare qualcosina. Ma cosa? È lì che devi andare, nel brusco dell'uso. Ma come fate? Come facciamo? Tirate gli occhiati in birreria, cosa fate? Sì, ma io sono normalissimo. Oh, Ma cosa? Ma come fate? Che schifo, cosa? Ma io Per capire che vi piacete. Oh, io vado con le donne. Io vado con le donne. Quelle cose. Ma che quelle cose? Quei trans. Sì, vado con i Questa strada mi sa un po' di... Vanimpe, Van Brackelen, gli scalatori, vediamo ancora Pantani, Garzelli, Baronchelli, poi a seguire Schumacher, No, che nettamente più veloce del gruppone, Niki Lauda a piedi, ragazzoni. Ragazzoni. Sei emozionato? Di che? Vedere il professore? Sono terrorizzato. Io sono emozionatissimo. I didn't like what they'd see. Trapped in the backseat, stay on your side. My hand up the window, feeling the wind rush by. Una poesia. Dai. Qual è la... O Germania. Vedi, è allegra però questa, eh? È allegra questa. È allegra. Oh, promettimi che non finisce che piange. No. O Germania. I tuoi fiori, il tuo verde. È bello vagare per le tue strade, per i tuoi luoghi. È bello andare in macchina, magari sui monti, e fuori, e su, e giù, e poi magari verso l'interno. E tu mi ricordi? Allora chi vuole la birra? Io voglio la birra, grazie. Ecco la tua birra, prego. Tua madre veniva sempre a colloquio e diceva cosa facciamo di questo ragazzo? Cosa facciamo di questo ragazzo? Io dicevo sempre alla madre, lui può fare quello che vuole, anche insegnante di matematica, anche avvocato, anche... è sempre un nato attore. Vero? Summer kisses, winter tears. That was what he gave to me. Paolo non mi ha mai fatto vedere le sue foto di quando andava a scuola. E adesso ho capito perché. Tu sei un uomo saggio e volevamo sapere che cosa dobbiamo fare, perché questa macchina ci sta un po' portando... Sì, diciamo che stiamo seguendola e ci ha portato fin qua, però noi abbiamo questo quesito da risolvere. Dobbiamo lasciare la macchina all'uomo che non si ferma mai e che ferma il mai e non sappiamo come risolverlo. Che cosa dovremo fare? Bisogna sempre seguire questa macchina. Cioè, bisogna seguire quello che fa lei? Sì, quello che fa lei. Perché lei, la macchina è una lei, non come il tedesco. Il tedesco la macchina è der Mercedes, il Mercedes. Ma questa è una femmina, bisogna seguirla sempre. Sì, una buona idea.
forse vi porterà a... no, come dicevo, a Heidelberg, un bel posto dove c'è il castello famoso. Con tutti Forse gli nel americani. castello possiamo cercare una risposta a questo. Nel castello forse è possibile perché ci sono ancora i spiriti, sapete? Parla in modo calmo, come calma è la campagna tedesca. Dobbiamo cercare l'uomo che non si ferma mai e che ferma il mai. Ma qui, come le vecchie foto e i miei ricordi, c'è in effetti qualcosa di estremamente fermo, un senso di fissità, come se tutto fosse già stato deciso. La massima sconfitta per Napoleone era Waterloo. Secondo me bisogna andarci a Waterloo. Sarebbe una bella idea, secondo me. Andiamo. Allora, Heidelberg, Lussemburgo, Lussemburgo. Waterloo. Io mi sono rotto la moto a Waterloo. Verso il nord, sempre il nord. Ah, quindi continuiamo su. Sì, su, io direi di su. Magari ha ragione lui. Sì, ho capito, ma bisogna andare fino ad Amsterdam qua, È lontano. Vabbè, abbiamo fatto tanti chilometri. Tanto adesso andiamo ad Heidelberg lì al castello, poi vediamo. Non lo so, sì, questa macchina guida lei, fa lei, quindi non lo E so. poi questo parla di morte, non è che parla. Ah, questo qua gli è morta la moto a Waterloo. Vabbè, ma io non mi preoccuperei tanto. Preoccupiamoci. She complicated, left me and you to ride. Ragazzi, vi ho dato la direzione per il nord. Adesso c'è la sfida. Germania, Italia. Ricordatevi, 82, Italia, Germania. Si vuol vendicare, va bene. Va bene. Noi ci mettiamo alla porta, va bene? Va bene, la porta voi. The train pulled out, I swung on behind. Crazy about it, hard-headed woman of mine. Man, my baby long, great gosh almighty, my baby. Vince la Germania. You know my baby. Mi dispiace di andare via da Augsburgo, Paolo. Effettivamente era un posto che a me mi piaceva molto, pieno di verde, pieno di gente simpatica. Era la trattoria Salerno, da Tonino e Gisella. E Salerno. È un po'... Mi dispiace, Paolo. Ciao per De Prati, ciao per De Pascoli, ciao per De Cielo, ciao per De Macchina, ciao per De Paolo, ciao per De Specchietto, ciao per De Telefonuzzi. Ciao. Il dottor Krauser. Il dottor Krauser, tu eri agitato, c'ha le palle. Sì, peccato che ci abbia sbaragliato a pallone, però per il resto. Ci hanno fatto il mazzo, ma se proprio si intendevano di più. Posso dirti una cosa? Ci hanno fatto il mazzo anche per di tirare delle stecche al dottor Krauser. Non lo voglio. Ho capito, vabbè, però erano più allenati, dai, si muovevano di più. Sì. Giocavano senza palla, capito? Cioè, si smarcavano, andavano a giocare senza il movimento del pallone. Cioè, non erano fermi, capito? Cioè, tu non puoi star fermo, aspettare che io te la passo e finché non te la passo. Giancarlo, vuoi dire che abbiamo perso per colpa mia? Volevi Cioè, dire questo? Io non ho detto niente, caro No, Livio, no. ma ti devo dire che effettivamente se io devo lanciare... Thank you.